Un migrante tunisino di 30 anni, ospite dell'hotspot di Lampedusa, si è tolto la vita all'esterno della struttura di Contrada Imbriacola. L'extracomunitario, secondo le prime frammentarie notizie, si sarebbe impiccato una trave. I migranti attualmente ospitati nel centro sono circa 150, quasi tutti tunisini. Il cadavere è stato trovato ieri mattina intorno alle 12:30 in un casolare distante 400 metri dal centro di accoglienza dell'isola. A fare la scoperta, poco dopo la morte, alcuni ospiti dell'hotspot. Il giovane era sbarcato a Lampedusa lo scorso 30 ottobre e sarebbe dovuto partire per Agrigento il 31 dicembre, ma a causa di un guasto la nave non è più partita. Si era isolato nell'ultimo periodo, hanno detto i compagni. Qualche giorno dopo il suo arrivo, gli psicologi del centro di accoglienza avevano consigliato il suo trasferimento dall'isola a causa del disagio psichico vissuto dal migrante che proveniva dalla Tunisia. Dure le parole del sindaco di Lampedusa Totò Martello. Non possono restare per mesi senza far niente, dice, perché si arriva all'esasperazione. Qui dovrebbero rimanere per 48 ore. Poi, se uno non sta bene, la situazione diventa drammatica. Adesso arrivano i pianti di dolore, i finti moralismi, ma la realtà è questa, conclude il sindaco.